Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con 20 e 10, l'approfondimento quotidiano dei nostri telegiornali con i temi, le notizie, l'attualità in primo piano. L'argomento che affrontiamo questa sera è un argomento estremamente delicato, ma che necessariamente impone una riflessione a tutti gli adulti, educatori, insegnanti, genitori. La notizia è quella che appunto ha sicuramente gettato in apprensione moltissime famiglie nella Marca trevigiana, ma non solo, di due ragazzine giovanissime, 12 e 13 anni, che sono rimaste incinte, frequentano le scuole medie, tra l'altro lo stesso istituto. Ma non è solo questo, è un po' tutto l'insieme di quello di tanti aspetti che si stanno verificando e che coinvolgono i minori ad allarmare le famiglie, dalla moda del web ai selfie sui binari. Affronteremo tanti temi questa sera. Qui con noi in studio la dottoressa Teresa Rando, psicoterapeuta e sessuologa. Buonasera, grazie per aver accettato l'invito, ed il sociologo Vittorio Filippi. Buonasera e grazie per essere qui con noi. Dottoressa Rando, un tema difficile, dicevamo, un argomento difficile, molto spesso da affrontare anche all'interno delle famiglie e tra le mura della scuola. Infatti stiamo facendo un lavoro da tantissimi anni nell'azienda ULSS. Il tema è educare alla sessualità, in cui tutti i temi sono trattati: l'affettività, le relazioni, l'aspetto ludico, giocoso della sessualità, ma anche l'aspetto riproduttivo e l'aspetto relazionale affettivo. Forse non siamo arrivati in tempo per le ragazzine della scuola media, perché di solito andiamo in terza media, però è chiaro che la famiglia, la scuola, gli operatori devono fare quella rete di adulti autorevoli in grado di accompagnare la crescita e permettere ai ragazzi e alle ragazze di sentire che cosa sta accadendo nel loro percorso di crescita, a che punto sono con le emozioni, con i progetti personali, individuali e nella relazione affettiva. Ed è un compito degli adulti autorevoli, noi diciamo, un po' in rete, cioè fare rete tutti insieme, per aiutare i ragazzi a riconoscere i segnali interni delle emozioni e saperle gestire. Probabilmente qui abbiamo avuto delle situazioni che sono scappate di mano. Ecco, lei ha detto forse non siamo arrivati in tempo, e in effetti quello che ha soprattutto colpito l'opinione pubblica è la veramente giovanissima età, la precocità, perché parliamo di due ragazzine che sono praticamente bambine ancora a quell'età. Sì. Ogni storia evidentemente ha un suo percorso e quindi li trattiamo con molta delicatezza e con molta attenzione e con molto garbo, però sappiamo che quando si arriva così precocemente a una gravidanza ci sono dietro tante storie familiari ma anche personali, della serie ha bisogno di riconoscere un'identità più forte, di farsi notare dal mondo proprio, hanno bisogno di essere amate e di amare in maniera gratuita, quindi un figlio dà quest'idea di qualcosa da amare tutto proprio, quindi ci sono vuoti affettivi, vuoti relazionali, solitudini, a volte incomprensione di quelli che sono proprio i meccanismi della sessualità, la protezione. E tanto lavoro da fare, c'è tanto lavoro da fare sul tema dell'autostima. Che progetti ho su me stessa, quanto credo solo in me stessa e non ho bisogno di qualcos'altro per compensare i vuoti e per dare significato. Quindi c'è il tema dell'identità, il tema dell'autovalutazione, dell'autostima, il tema della solitudine che a volte hanno questi ragazzi che pensano di riempire con una sessualità precoce o addirittura con l'accettare una paternità inaspettata, ma forse inconsciamente desiderata da questo punto di vista, riempire i vuoti, dare identità, a volte sfidare il mondo dei grandi. Gli diciamo tanto che non c'è futuro, ci danno il futuro attraverso un bambino, cioè lo sfidano i grandi. Certo, in molti hanno anche detto che maternità precoci ci sono sempre state nella storia, eppure nella nostra società, nel mondo d'oggi, professor Filippi, che cosa è cambiato rispetto al passato?
Beh, quella del passato era proprio chiamata, parlo anche del Veneto degli anni 50-60, del dopoguerra, era la generazione delle 3M, dove queste 3M stavano a significare i 3 obiettivi dei giovani di allora, ed era appunto un mestiere, quindi non certo l'investimento nella scuola, era ovviamente il godere dei frutti del mestiere, quindi la seconda M stava per la macchina o la moto, nella più piccola delle ipotesi, ma la terza M era chiaramente il matrimonio, o il marito o la moglie, la M regge, e quindi stava a significare che nel passato il far famiglia, oggi diremo precocemente rispetto ai nostri standard statistici, e quindi l'essere marito, moglie, padre e madre rappresentava una tappa importante dell'adultità, dell'essere adulto, dell'essere autonomo, dell'avere una vita propria in senso pieno. E oggi, se guardiamo la statistica, l'età in cui si diventa padri e madri si è dilatata enormemente, si è invecchiata notevolmente. Sempre più genitori nonni, si dice nella nostra società, mamme oltre i 40 anni. La denatalità che abbiamo e l'esplodere il fatto che mediamente abbiamo 1,3-1,4 figli per donna in età feconda, quindi del tutto insufficiente a mantenere la popolazione in equilibrio. Siamo sotto di più di un terzo di quello che servirebbe, ripeto, per mantenere la popolazione in equilibrio. E questa è una bomba demografica che porta a una situazione di squilibrio notevole che ci giochiamo oggi, ma che ci giocheremo soprattutto i prossimi anni. Ecco, eppure a fronte di questi dati, quindi di maternità negli adulti spostate sempre più in avanti, e a una denatalità comunque che sta coinvolgendo tutta la nostra società, gli ultimi dati vedono anche invece in crescita le maternità precocissime, quelle under 18. Come si spiega lei questo aspetto? Non trovo funzionale da un punto di vista sociale né le maternità eccessivamente spostate in là nel tempo, quindi le maternità eccessivamente adulte, né le maternità appunto precoci, perché comporta tutta una serie di motivazioni, problematiche eccetera, di cui poi ha anche accennato bene la dottoressa Rando. Quello che ci servirebbe da un punto di vista relazionale, da un punto di vista anche demografico eccetera, sarebbe una natalità come dire, più numerosa certamente di quella attuale, che è del tutto insufficiente, ma anche meglio congegnata. La sessualità è un motore meraviglioso, enorme, da trattare però con molta delicatezza, con molta cura, perché la sessualità non è solo un fatto meccanico di rapporto sessuale o di protezione, mi sembra un po' misera la cosa, ma la sessualità rimanda all'identità, chi sono io, e rimanda alla relazione. E quindi sono due motori del nostro esistere, direi quasi in senso esistenziale, addirittura umano, che ci rende squisitamente umani. La sessualità è lo strumento che ci rende squisitamente umani, ci rende profondamente umani, e quindi va trattata con molta attenzione, molta cura, molta delicatezza. È forse il tratto che più appunto ci rende squisitamente uomini e donne. Ecco, è quello che si riesce veramente a fare nelle famiglie questo, dottoressa, o vi trovate spesso ad affrontare delle situazioni difficili con i ragazzi nelle scuole, in questa attività che voi portate avanti negli istituti scolastici? Allora, a volte sì, soprattutto negli ultimi 2 anni c'è stata un po' un'attenzione un po' persecutoria, no? Rispetto a questo tema, quasi che volessimo modificare degli assetti naturali. In realtà, quando incontriamo i ragazzi ci accolgono molto bene, perché sentono che si può parlare di loro, delle loro esperienze, ma anche sentono che c'è un adulto che si prende cura dell'accompagnamento su questo tema e che non giudica. E quindi le risposte dei ragazzi sono sempre molto affettuose, molto belle. Poi ne ho portata qualcuna, ve la posso anche leggere. Le famiglie, anzi, hanno chiesto per anni di essere aiutate in questo compito, perché si ha un po' paura che se si tratta solo in casa la sessualità trasudi, no? Quella dei genitori, quindi c'è un tema di riservatezza, di pudore, giustissimo. Quindi a volte hanno delegato completamente. Noi diciamo che invece dobbiamo fare rete di adulti autorevoli, ognuno con la sua voce,
ma tutti contrastare un po' questa abitudine di parlare di sessualità in modo volgare, banalizzato, a luci rosse, scandalistico. Come diceva il professore, è qualcosa che invece riguarda l'essere umano, l'essere femmina, l'essere maschio. Questi lavori richiedono il lavoro sulle emozioni, l'ascolto, il dialogo, non solo passare contenuti in senso stretto, informativi o tecnici, ma permettere ai ragazzi di capire il valore e il significato, la preziosità del proprio corpo, la preziosità della relazione con l'altro, l'incanto, la dolcezza, il progetto, il futuro che c'è in tutto questo. E quindi non è fare informazione, è porgere ai ragazzi, agli insegnanti che sono con noi, alle famiglie che sono informate prima, dopo e che possono condividere questo percorso, l'idea che ogni soggetto è unico, prezioso, irripetibile, che deve però attivare la tutela di sé e dell'altro. E quindi c'è sia l'aspetto di prevenzione e di tutela, sia l'aspetto promozionale di consapevolezza di sé, ecco, non so come altro dirlo, cioè di rendere la sessualità dentro il progetto di vita, nel percorso esistenziale di ognuno, quindi rispettosa dei valori di ognuno, ma attenta alla relazione, attenta ai progetti di vita. Ecco, questa educazione all'affettività nella società odierna, soprattutto quella dei ragazzi, dei giovanissimi cosiddetti nativi digitali, no, professore, che quindi sono abituati a vivere ormai profondamente questo contatto e questo filtro da quella che è, possiamo dire, la realtà vera attraverso i social, attraverso il web. Che cambiamenti e che percezioni diverse può dare di quella che è la realtà effettiva poi delle cose, dei sentimenti? La maggiore rilevanza rispetto a qualche decennio fa della formazione, non solo quindi dell'informazione, della formazione all'affettività e alla sessualità per tre motivi. Uno, la vita media si allunga e quindi con la sessualità e l'affettività abbiamo sempre più a che fare, non meno. Si sposta anche verso età che una volta si pensava out, cioè di anziani, la sessualità tabù, morta, cosa sepolta. Quindi abbiamo uno spostamento di vissuto sessuale. Due, abbiamo anche una maggiore, oggi la nostra è una società molto più libera e quindi il discorso della sessualità abbiamo anche una maggiore possibilità di conoscere più partner e quindi di esplicare la propria affettività e sessualità in modo molto più, come dire, più intenso o più ampio di quello che era il passato. E il terzo è l'enfasi che c'è nella rete, la rete in senso diverso da quello che diceva ovviamente. La rete è lo schermetto che mi sta davanti e in questo caso qui dentro troviamo di tutto e di più, nel senso che possiamo trovare le cose più abominevoli o più stupide anche semplicemente, e con invece anche conoscenze e possibilità anche di incontro. Quanto questo sia virtuale, quanto questo sia reale, non credo che la rete sia solo virtuale. La rete diventa anche terribilmente reale perché poi c'è anche la possibilità dell'incontro, c'è la possibilità del vedersi, la possibilità del contatto, quindi noi pensiamo sempre che la rete sia una cosa, una specie di fiamma moderna che rimane lì. No, non è una fiamma moderna, può diventare anche una realtà, che può diventare una realtà molto bella, come può diventare anche un incubo, può diventare occasione anche di violenza o di sopraffazione. Ho visto una ricerca fatta in Francia, sono numeri ancora molto piccoli, ma già nascono coppie sposate e non sposate grazie agli incontri in rete. Sto parlando di coppie, non di prostituzione, sto parlando di coppie. E quindi che nascono appunto da un incontro che noi definiremmo così artificioso. No, non è stato artificioso, poi è nata una coppia che poi in parte si è sposata, in parte sono unioni libere, cioè che noi chiamiamo convivenze. Quindi ecco, anche qui la rete aggiunge e richiama l'esigenza di un di più, non di un di meno, di un di più di accompagnamento, di formazione, perché abbiamo una specie di offerta di incontro sessuale che ci entra in casa, che moltiplica all'infinito le possibilità e quindi un mare magnum. Ecco, quindi esige da parte mia, dal punto di vista psichico, se sono un ragazzo o come genitore, una possibilità di filtro, che non vuol dire censura, filtro. Ecco, Consapevolezza vuol dire consapevolezza di quello che
Ed è questo, credo, uno dei più grandi timori dei genitori, soprattutto di ragazzi in età appunto come quella di cui stavamo parlando prima. Molto spesso nelle cronache abbiamo parlato anche di ricatti, comunque magari di foto osè che poi vengono diffuse da questi giovanissimi senza nemmeno forse rendersi conto di quello che stanno facendo. Sì, perché prevalente è il bisogno di appartenenza, no? Cioè, di riconoscimento, di appartenenza a questo social per cui tu sei riconosciuto, ti mettono il mi piace, quindi a rinforzo dell'identità, e quindi è rischioso in questo senso. Se io ho bisogno di farmi vedere da tanti, a un certo punto ho bisogno di alzare il tiro, no? Quindi di farmi riconoscere per qualcosa di speciale, o perché lo fanno tutti, e quindi si rischia di porgere qualcosa di sé senza rendersi conto che diventa trasmissibile come un virus, no? Dopodiché la capacità incancellabile e il senso di ferita poi alla fine diventa importante, perché non sono riuscito a mettere insieme la relazione effettiva con l'effetto che mi arriva e anche con l'emozione per reggerla. Quindi è pericoloso quando i ragazzi pensano di giocare la propria identità, il proprio riconoscimento mettendo soprattutto le foto più intime, più esposte, no? Con il corpo esposto, perché stanno cercando un rinforzo alla propria identità e poi invece vengono feriti e quindi è doppio trauma e violata, vengono violate. In questo senso, diciamo, le famiglie, i genitori e la scuola come possono fare a spiegare ai ragazzi questo, loro che ormai vivono in questa dimensione social in qualsiasi momento della giornata e della loro vita quotidiana? Beh, da un lato aiutarli comunque a fare sintesi, come si diceva prima, cioè arrivano tantissime notizie, arrivano tantissime cose, ci vuole l'intelligenza sintetica che riesca a raccogliere idee forti, importanti, piene di valori e non una miriade di informazioni che permettono ai ragazzi di sfuggire, di non fare sintesi. Vigilare, dialogare, quindi essere presenti, conoscere quello che i ragazzi vedono e poi promuovere tutte quelle azioni a scuola, nei dibattiti pubblici o dovunque, di riflessione su queste cose. Quindi essere da un lato a conoscenza di cosa succede, perché poi ci dicono ma il mio bambino, la mia bambina non può aver fatto questo. Devono avere consapevolezza che il rischio c'è, conoscere questi fenomeni, conoscerli senza spaventarsi, mettersi in rete, aiutarsi e condividere le idee buone, che ce ne sono molte, per suggerire ai ragazzi come proteggersi da un lato, dall'altro essere accanto a spiegare, non con il passo del Montanaro si dice, senza mai fermarsi, perché l'opera di crescita di un giovane e di un adolescente è complessa, importante, richiede più competenze, quindi più siamo a metterci insieme in termini autorevoli, più continuiamo con voce diversa a dire ai ragazzi sei prezioso, sei importante, proteggiti e conosci quello che ti accade, non lo subire passivamente, più forse facciamo un'opera di prevenzione. Ecco, quindi richiede più competenze, dice la dottoressa, più competenze che spesso i genitori magari non hanno, professore. Magari fosse solo un discorso di competenze, credo ci sia anche un atteggiamento in molte, non lo so, in alcune, in parte delle famiglie di eccessiva delega alle cosiddette agenzie, cioè quello che si chiamavano appunto gli adulti autorevoli tendono ad essere gli altri, per cui sono i professori, la scuola eccetera. I genitori per motivi vari tendono ad essere adulti sì, ma autorevoli, perché l'essere autorevole, che significa educare, è faticoso, non è facile, ammetto, non è facile, non è dato, uno mette al mondo qualcuno, quindi sono genitore, calma, sei un adulto ma non sei necessariamente autorevole, e essere autorevole esige una fatica, che è quella del far crescere, un impegno e anche un tempo
Ecco, io sottolineerei anche il discorso del tempo, perché ci sono delle cose su cui non possiamo fare economia di tempo. Se noi non dedichiamo tempo, i rapporti sociali più intimi, quelli più importanti, il rapporto di coppia, il rapporto genitori-figli, il rapporto anche tra amici, con la A maiuscola naturalmente, o consumano molto tempo o muoiono, o si sfasciano, o diventano una stupidaggine, qualcos'altro. Ecco, o si investe molto tempo, molta pazienza, ripeto, molta fatica, riguarda anche il rapporto di coppia questo, non solo il rapporto genitori-figli, o la cosa non si costruisce. Se non c'è questa volontà di fare i mattoncini del tempo, o pensare di fare economia di tempo come se fosse un lavoro tecnologico, credo che questo, adulti autorevoli, non si diventa, o non si diventa nemmeno un buon partner, non si diventa un buon genitore, non si diventa nemmeno un buon amico. Tutto all'insegna della superficialità, vabbè, quindi rapporti molto, come dire, molto orizzontali, però di scarsa profondità, ripeto, umana, non solo sociale, alla fin fine umana. Ecco, di questo, parlando proprio degli amici, quelli con la A maiuscola, riprenderemo a parlare tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Tra poco, restate con noi. e 10, rieccoci in diretta. Stavamo parlando di educazione all'affettività, di educazione sessuale, di minori, di web e anche di amici, proprio perché professor Filippi ci siamo salutati prima della pubblicità parlando proprio di questa questione. Gli amici, quelli veri con la A maiuscola, i ragazzi nei social magari hanno 2, 3, 4.000 amici che non sanno nemmeno chi siano. Allora, due cose. La prima è che gli amici oggi sono più importanti di ieri. Perché? Semplicemente perché oggi sostituiscono quelle reti di parentela che non ci sono più. Io sono figlio unico, molti ormai sono figli unici, quindi le reti di parentela deperiscono chiaramente. Gli amici, ripeto, quelli sostanziosi, importanti, fanno magari anche di più di tante reti di parentela del passato. Due, l'inflazione che dà il web di amici, io direi attenzione alla parola, perché amici è una parola nobile, quelli sono semplicemente contatti che hanno spesso una superficialità al cubo o al quadrato. Anche lì occorre discernere, e cioè non riempirsi di semplici punti di contatto a cui metto like ogni tanto e così siamo tutti soddisfatti e contenti, ma ecco, distinguere quello che è la rete dalla realtà profondamente vicina sul piano emozionale, sul piano umano, che può essere l'amicizia vera, che poi è quella anche che dovrebbe durare nel tempo. Anche lì è una capacità di discernimento, insomma, no? Tra l'amicizia, quella che veramente ti sta a fianco, che senti al tuo fianco, non solo in senso fisico, ma la senti emotivamente al tuo fianco, e quel mare magnum di nomi, di fotografie più o meno reali, più o meno fittizie, più o meno fake, che uno può accumulare all'infinito, però su cui darei, ecco, il valore che hanno, insomma, no? Che però magari per i ragazzini possono assumere anche un grandissimo valore. Pensiamo per esempio a queste foto, a queste mode che stanno dilagando, pericolosissime peraltro, come quella del selfie sui binari, cronaca degli ultimi giorni. Anche qui in provincia di Treviso ne sono stati identificati diversi di casi come questo. Probabilmente hanno a che vedere con una volta c'erano i riti di passaggio che erano i riti del coraggio, no? Del diventare davvero grandi. Se adesso il rito del passaggio è il coraggio di farsi la foto con il treno alle spalle, evidentemente abbiamo mancato qualche consegna ai nostri giovani. Da postare poi sui social per avere i like. Sì. È un po' il riconoscimento di un'identità forte e coraggiosa, che non ha paura di nulla, che trasgredisce, spettacolare, e quindi è chiaro che dobbiamo rivederci un po' noi come adulti, anche perché prima si diceva gli adulti autorevoli, noi abbiamo salti generazionali pazzeschi e molti di questi adulti genitori sono nella fascia adolescenziale, si pongono obiettivi, modi di fare adolescenziali, tant'è vero che con i ragazzi abbiamo chiesto di lavorare sul tema della gentilezza nei social e ci hanno scritto:
in realtà anche gli adulti non sono gentili sui social, come per dire, il modello, i grandi che fanno come noi, non si mettono forse sul binario, ma si mettono in posa comunque per farsi dare il mi piace, quindi dobbiamo ripensarci come adulti. Io sono tanto favorevole alla generazione adulta che consegna qualcosa ai giovani, e si fa consegnare, certo, loro sono pieni di gioia, di speranza, di entusiasmo, quindi ci devono contagiare, ma nello stesso tempo gli adulti devono consegnare delle cose, è il nostro dovere. Ecco, che cosa consegniamo a questi giovani, professore? Ma mi sembra che siano tempi grami in termini di consegna, perché se ne è un indicatore, a parte quello di cui discutiamo questa sera, ma ne aggiungo un altro, il fatto che ci siano sempre più giovani che se ne vanno all'estero per motivi di lavoro, e allora vuol dire che la consegna, ecco, è un po' deficitaria. Sempre più giovani hanno coscienza che il loro futuro non sarà più favorevole come quello che fu per i loro genitori, che l'ascensore sociale, quello che dovrebbe migliorare, è diventato, invento io la parola, un discensore sociale, e allora è un po' difficile, demograficamente pure, è un po' difficile dire che la nostra è una società generosa con i giovani. Apparentemente sì, piena di oggetti, elettronicamente generosissima. Assolutamente, con la G maiuscola, ma su molte altre cose estremamente avara, estremamente parca, estremamente striminzita, quindi io sarei un po' su questo pessimista. E c'è anche molta sfiducia spesso da parte dei ragazzi nei confronti degli adulti e di quello che gli adulti lasciano a loro. Bisogna un po' rivoluzionare il nostro modo di stare con gli adulti, in cui passiamo appunto anche noi, non il tema depressivo, ma il tema della speranza, e quindi forse diventiamo più credibili, e comunque l'interesse autentico a conoscerli, a cercare di capirli da un lato, ma non rinunciare al ruolo adulto. Una giovane pazientina che è venuta da me ha detto: io non voglio la mamma amica, voglio la mamma, intendendo dire che forse non eccessiva, ma una mamma che contiene, che c'è, ma che sta accanto, un adulto che educa e che comprende, un adulto che sa dire di no, insomma. Che sa anche dire di no, e che apre, noi diciamo, ci piace questa immagine, la stanza della conversazione. Come diceva prima, ci vuole un po' di tempo, ci vuole un luogo, ci vuole un momento di intimità, così come si fa anche a scuola, momenti in cui c'è una stanza della conversazione in cui il maschile e il femminile si confrontano, in cui non ci sono solo gli aspetti educativi, ma anche gli aspetti relazionali, a casa anche. Ecco, quindi è molto importante riuscire a portare a casa anche questo aspetto e non delegarlo solo alla scuola. Spesso magari la famiglia tende a delegare. Se la scuola o l'ASL facesse benissimo tutto ciò, io direi sarebbe del tutto insufficiente, non ci siamo. Se facesse alla perfezione regola d'arte, col massimo dell'impegno, il massimo della competenza scientifica e umana, non ci saremmo comunque, perché non possiamo avere famiglie e non famiglie, perché è figli senza famiglie, è una contraddizione in termini che la pagheremmo poi in termini sociali, in termini relazionali. E mi chiedo poi che partner saranno, che genitori saranno, che amici saranno, tutti questi. Credo che si replicherebbero deficit, difficoltà o fallimenti. Per cui, ecco, mi va bene il supporto, l'aiuto, però ecco, o c'è una centralità dell'essere genitore o la cosa credo che zoppichi notevolmente. Certo. Dottoressa Rando, lei aveva portato dei messaggi, ha detto che vi hanno scritto i ragazzi nel corso di queste lezioni, di questi incontri che voi avete fatto nelle scuole. Sì, ve ne leggo qualcuno perché danno un po' il senso di quello che facciamo e che quindi può essere condiviso con le famiglie. È stata una bella esperienza, è stato bello capire la differenza fra sesso e amore, mi ha aiutato a rispondermi alle domande un po' imbarazzanti. Siete bravissimi a raccontarci tutto, ci avete spiegato bene il tema delle sessualità, bravi anche a capirci e a leggere le poesie. Ci sta, no? Nella sessualità la poesia. Certo. Spero di trovare l'amore. E un altro ci ha detto:
farò l'amore con la testa, il cuore e le giuste precauzioni. Quindi ha messo insieme un po' quello che abbiamo cercato di dire. Purtroppo la cultura di oggi sottolineerebbe un po' alle baci perugine solo il cuore, no? Anche, giusto? Anche la testa e le precauzioni intese come la testa do significato, il cuore ci metto tutta la passione, tutto il sentimento, il corpo, quando io parlavo di consegne, i genitori devono anche consegnare il corpo, cioè come siamo fatti, che cosa, questo spazio per esempio della bambina, della donna, che è uno spazio dove dovrà ricevere, è uno spazio interno, cioè la consegna del corpo buono da proteggere, corpo, testa, cuore. Quindi accolto perfettamente nel segno. Stiamo parlando di ragazzini di che età, media. dottoressa? Terza media. Quindi sicuramente spesso alle volte ci stupiscono anche in positivo nonostante la giovanissima età questi ragazzi. E ci confortano un po' che se spendiamo tempo, energia, passione, competenza, ci prepariamo, gli operatori hanno il dovere di prepararsi per parlare di queste cose, la famiglia semplicemente di aprire un po' lo spazio dell'emozione ed essere competenti nel senso di informarsi. Se facciamo tutto questo i ragazzi lo sentono e ci rispondono, quindi io sono fiduciosa. Ecco, con questo messaggio di positività rivolto naturalmente e soprattutto alle famiglie chiudiamo questa puntata di 20 e 10. Un ringraziamento agli ospiti che sono stati qui con noi questa sera, il professor Vittorio Filippi, buonasera, e grazie alla dottoressa Teresa Arando. Noi ci vediamo domani come sempre alle 20 e 10. Buona serata.